Per poter fare delle valutazioni su interventi di riduzione o agevolazioni dobbiamo aspettare di averla completamente aperta, quindi 94 km e mezzo, e di poter verificare che i flussi di traffico siano quelli previsti. E ricordo che sono 27.000 TGM il traffico giornaliero medio, quindi 27.000 veicoli giorno. Tutto ciò che arriverà in più potrà essere utilizzato per intervenire sulle tariffe. Entra nel vivo di una delle questioni più pressanti l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti. Si moltiplicano infatti le voci di chi vorrebbe pedaggi meno cari anche alla luce del caro carburante e del caro vita in generale. Nodo pedaggi che però, ricorda De Berti, era già stato affrontato almeno per questa prima fase. Nel 2017, quando abbiamo discusso del TAC, del terzo atto aggiuntivo, e quindi abbiamo preso la decisione di togliere le esenzioni sono state tolte, ma non erano totali. Erano parziali, riguardavano alcune categorie di persone ed erano temporanee, quindi avevano una validità per un tot di anni. Poi di fatto si sarebbe arrivati a pagare tutti allo stesso modo. Noi abbiamo fatto la scelta, perché le tariffe erano ancora più alte rispetto a quelle odierne, di fatto di abbassarle, far pagare tutti, ma di limitarle. Va ancora più nel dettaglio il direttore della struttura di progetto. I conti, ribadisce, si faranno a opera ultimata sui flussi effettivi. È ovvio che dipenderà anche dai flussi di traffico che ci saranno, perché deve quadrare ed essere sostenibile da un punto di vista finanziario. Quindi maggiore sarà l'afflusso all'infrastruttura e più probabile, siccome la leva tariffaria rimane in mano alla Regione e quindi potremo decidere come vorremmo, e sarà molto più probabile qualsiasi soluzione che possa o agevolare o ridurre parametricamente, poi vedremo quella più opportuna. In attesa di queste misure, i sindaci dei comuni attraversati dall'opera guardano ai benefici sull'economia locale. Spresiano, se ce ne fosse ancora bisogno, diventa ancora di più il centro della Marca, e adesso uno snodo viario fondamentale per tutto il traffico, ma potrei dire addirittura italiano, perché adesso, oltre ad avere una statale, 2 provinciali, ad avere anche la stazione dei treni, abbiamo il casello di Pedemontana, e non dimentichiamo che qui a fianco abbiamo anche un casello dell'autostrada. Il volano che si creerà anche con la zona industriale appunto di Villorba, che è la zona industriale più grande della provincia, quindi è un volano molto importante per le nostre attività produttive. Un grande passo avanti per la mobilità, un salto nel futuro oserei dire per le aziende che si trovano sempre più a competere in un momento difficilissimo causa pandemia, causa la guerra, quindi oggi è un giorno di festa per tutto il territorio.